Un 19enne di Chioggia è stato denunciato alla Procura distrettuale di Venezia per detenzione di materiale pedopornografico. Il giovane, utilizzando un finto profilo di Facebook in cui si faceva chiamare Fabio, 35enne pizzaiolo di Padova, ha adescato una studentessa trevigiana di 14 anni. La giovanissima ha inviato più volte, su richiesta del giovane, foto in cui compariva completamente nuda e in pose hard. A scoprire questo legame torbido tra i due è stata la madre della ragazzina. Un giorno, casualmente, la 14enne lasciò il suo profilo Facebook aperto e la donna vide i messaggi che i due si scambiavano e gli scatti shock della studentessa. La madre ha subito presentato denuncia nel settembre del 2012 alla squadra mobile di Treviso, dando il via all'indagine. Sì, è una situazione particolare, coinvolge questa minore, la mamma rientrata a casa per una distrazione della figlia minorenne che probabilmente ha lasciato il profilo Facebook aperto. La madre scopre che questa ragazza intrattiene un rapporto telematico con un maggiorenne. A questo punto la madre fa la denuncia e dagli accertamenti fatti in collaborazione con la Polizia Postale e in collaborazione anche con i colleghi del commissariato, che ringrazio, è stato possibile arrivare al domicilio e all'acquisizione del supporto informatico, il computer utilizzato per questi scambi. Dalla verifiche fatte sul posto abbiamo potuto identificare che l'utilizzatore del computer e quindi responsabile di questa acquisizione di materiale pedopornografico non era l'intestatario dell'utenza internet, ma il figlio. Quello che è rilevante è capire l'utilizzo che il ragazzo faceva delle foto acquisite. Nel momento in cui si è reso conto che il cerchio investigativo, l'ipotesi investigativa si era conclusa e come riscontro portava a una possibile incriminazione del padre, che era il vero titolare della connessione internet e dell'utenza cellulare utilizzata al momento dell'accensione del profilo Facebook, il figlio si è reso conto che avrebbe risposto dei suoi gesti il padre. In quel momento interviene e ci dice: mio padre è all'oscuro di tutto, ho fatto tutto io.